Salve a tutti, oggi siamo a San Daniele del Friuli dove incontriamo il presidente di Prima Casa Giuseppe Graffi Brunoro per parlare con lui di impatti ambientali, di tutela dell'ambiente e di risposta che le casse di credito cooperativo possono dare al territorio proprio in tema di mobilità sostenibile. Presidente Graffi Brunoro, è di grande attualità oggi il tema del cambiamento climatico, della tutela ambientale. In questo quadro cosa può fare la finanza, l'attività bancaria? Innanzitutto credo che il tema di vivere in un mondo a misura d'uomo non sia poi neanche così tanto di attualità. Sono di attualità gli effetti che almeno un secolo di vita un po' spregiudicata sul piano della vita ambientale ha generato, e quindi adesso bisogna rapidissimamente correre un po' ai ripari. Che cosa può fare una cassa di credito cooperativo come la nostra sul suo territorio? Certo, non possiamo pensare di metterci noi a cambiare il mondo, ma il mondo cambia se ogni abitante del pianeta nel suo piccolo fa qualcosa. In questo piccolo le casse di credito cooperativo ci sono e stanno dando una mano con normale buonsenso, sostenendo coloro che si impegnano in questa direzione, da chi mette in moto processi di mobilità sostenibile, da chi deciderà adesso con gli ultimi provvedimenti governativi magari di inventarsi un angolo green nel proprio negozio per la vendita di prodotti sfusi, chi in qualche modo sta cercando, penso alle amministrazioni pubbliche che stanno rivedendo tutte le illuminazioni con la luce a LED. Noi ci siamo per sostenere le 1000 iniziative che ogni singolo abitante del pianeta, del nostro territorio evidentemente, può attivarsi e fare. In realtà si tratta di puro buonsenso, si tratta di recuperare nella nostra storia, nelle nostre esperienze, quelle modalità di vita a misura d'uomo che almeno quelli della mia generazione ricordano di aver vissuto nella loro giovinezza e che tutto sommato non porterebbero via, anzi forse farebbero recuperare qualità della vita anche al mondo odierno. Lei ha accennato anche nel suo ragionamento di adesso anche alla questione della mobilità, che ha un grande peso proprio nell'inquinamento ambientale e nel movimento delle persone e delle merci. Prima Casa è attiva su questo fronte, in che modo? Sicuramente il tema della mobilità meno impattante è un tema sul quale noi ci siamo lungamente interrogati. Che cosa possiamo fare? Stiamo sostenendo sul territorio l'impianto di colonnine di ricarica per le bici elettriche, ma potrebbe anche essere che un domani, appena ci sarà un minimo di diffusione, ricariche anche per le automobili, perché è evidente che per mettere in moto il processo virtuoso della mobilità elettrica bisogna che ci siano degli strumenti per ricaricare le batterie. Dottor Ciani, questa nuova iniziativa sul territorio collinare della nostra regione si chiama We Like Bike. Cosa significa? Cosa significa nel senso concreto, non nelle parole? È un'iniziativa di promozione del territorio attraverso la promozione dello sviluppo dell'uso della bicicletta. In realtà è un tentativo, direi, che è sperimentale, ma già avviato con buoni risultati, promosso dal Comune di San Daniele, dalla Proloco di San Daniele e dall'Unione Ciclisti Sandanielesi, d'intesa con gli altri comuni che sono posti di qua e di là delle rive del Tagliamento, nel comprensorio compreso tra Venzone e Dignano, grosso modo, di promuovere lo sviluppo di una serie di percorsi stabili da mettere a disposizione di un'utenza internazionale che ormai sta frequentando il nostro territorio per aumentare il già significativo flusso turistico attraverso i cicloturisti e quindi aprendo un punto di attenzione su tutto quello che è bicicletta legato alla storia di San Daniele, che parla di grandi eventi ciclistici già da almeno un'ottantina di anni, e questo territorio straordinario che sembra fatto apposta per sviluppare, iniziative assolutamente sostenibili di potenziamento del flusso turistico. Mobilità
della bicicletta significa anche mobilità elettrica in questi tempi, anche perché non tutti sono degli sportivi provetti. Avete pensato anche a questo? C'è una progettualità attorno al servizio delle bike? Beh, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Prima Cassa e di riuscire ad avere attraverso loro questo programma di, chiamiamolo, elettrificazione di tutti i percorsi di We Like Bike, per cui sono già state installate 25 colonnine nel territorio dei 9 comuni che per ora interessano We Like Bike, danno uno straordinario servizio al comprensorio perché si collegano alle altre 35 che sono state già installate in Carnia e danno a disposizione dello sviluppo turistico e cicloturistico un'infrastruttura straordinaria che ci consentirà di guardare al futuro, perché la bicicletta elettrica è sicuramente un momento di grande sviluppo, è sicuramente la cosa più sostenibile guardata da ogni punto di vista, sia del territorio che dell'utilizzatore, perché in realtà chiunque può affrontare serenamente una passeggiata con una bicicletta elettrica, bicicletta pedalata assistita, quindi non è un motorino, è una bicicletta, si pedala ma si fa molta meno fatica, soprattutto sulle salite. E questo è il futuro, tant'è vero che abbiamo nell'ambito dei programmi di We Like Bike messo a disposizione una flotta di bici elettriche che possono essere noleggiate per essere utilizzate per gite anche di una giornata intera, anche di più di una giornata, proprio per godere appieno di questa straordinaria risorsa paesaggistica, turistica, culturale, artistica che è offerta dal nostro territorio a chiunque voglia fare un cicloturismo intelligente per una scelta di qualità della vita sana e sostenibile.